Un caro saluto al pubblico di Telefriuli, ben trovate e ben trovati all'appuntamento domenicale con lo sguardo dell'anima. Nel 2021 i lavoratori dipendenti che diventeranno padri potranno godere di una bella novità. Infatti il congedo obbligatorio, grazie a una norma inserita nella finanziaria 2021, diventa un pochino più sostanzioso e sale a quota 10 giorni. Per i più sarà una notizia decisamente di poco conto, ma che invece, se ci lasciamo guidare dal significato ad essa sotteso, ci racconta di come di fatto il legislatore cerchi di tenere il passo con un significativo cambiamento della società che riguarda proprio la figura del padre. Padri dunque maggiormente coinvolti nella vita dei propri figli a partire da una maggiore responsabilità nel loro ruolo di cura. Sarà così davvero o no? Lo scopriremo durante questa puntata che, come avrete ormai ben capito, è dedicata alla festa del papà che ricorre venerdì 19 marzo e dunque oggi a maggior ragione insieme a me c'è Don Daniele Antonello. Don Daniele, buongiorno. Buona domenica Anna, sì, io sono contentissimo questa domenica di parlare di papà, perché mi sento papà anch'io. Esattamente, ecco. Proprio per questo dicevo a maggior ragione, Esatto. Era detto con senso. Con senso, e tra l'altro poi anche per par condicio, dopo aver parlato della donna domenica scorsa, quest'oggi invece passiamo a parlare invece della condizione importante che ha a che fare con la nostra società. Ecco, scoprirete poi tra l'altro di che papà si tratta, perché insomma sono un papà un po' particolare, a dire la verità. Ne parliamo dopo, come sempre ci sono domande riservate anche per te. Bene, allora noi a questo punto vogliamo lanciare subito l'approfondimento che ha preparato il nostro Giovanni Lesa. Ecco qui la clip. Lo scorso 8 dicembre Papa Francesco, a margine della lettera apostolica Patris Corde, con cuore di padre, ha istituito un anno dedicato a San Giuseppe, il padre terreno di Gesù. Papa Francesco ribadisce come lo sposo di Maria sia il padre custode della madre e del bambino, vivendo la sua paternità nell'amore, nella tenerezza e nella straordinaria obbedienza. L'anno di San Giuseppe si inserisce in un tempo in cui padri e madri vivono una sempre maggiore mescolanza di ruoli e sensibilità. Recenti ricerche dimostrano come la dimensione normative e morali dell'educazione familiare, tradizionalmente appannaggio dei padri, si sono spostate sempre più verso le madri, per di più in un'ottica più affettiva e meno etica. Pensando agli adolescenti, il loro rapporto con la madre è generalmente migliore rispetto a quello con il padre, con cui durante l'adolescenza, da sempre, si verificano situazioni di conflittualità. Dai giovani d'oggi, i padri sono visti come depositari di autorità e affetto rispettivamente dai figli maschi e dalle figlie femmine, in una relazione educativa che, se dal lato filiale punta ad affrancarsi in modo generativo, dal lato paterno si dimostra più aperta all'ascolto e all'accudimento rispetto al passato. Come sono fatti i padri del 2021? E cosa possono trarre dall'esempio di San Giuseppe? Un tema dunque decisamente interessante anche questa domenica, però insieme alla nostra Anna non abbiamo ancora capito dove siamo, e allora invito qui il viceparroco di questa parrocchia, che credo che la città di Udine abbiano già riconosciuto. Padre Lorenzo Durandetto, ciao e buona domenica. Buona domenica Don Daniele, buona domenica a tutti. Allora, dove siamo arrivati? Siamo in Viale Venezia a Udine, siamo di fronte alla nostra parrocchia di San Giuseppe Sposo della Beata Vergine Maria. E so che tra l'altro appunto Papa Francesco ha istituito questo anno dedicato a San Giuseppe, ma in realtà proprio dall'8 di dicembre dello scorso anno, in realtà voi proprio in questo mese avete deciso di dedicare degli appuntamenti interessanti, soprattutto spirituali. Sì, non potendo fare tante iniziative in presenza, abbiamo pensato soprattutto alla preghiera, e quindi al termine di tutte le messe che celebriamo preghiamo una preghiera speciale che abbiamo qui in questa parrocchia, che tra l'altro compete anche dell'indulgenza, e poi lasciamo anche alcuni fogli all'ingresso della chiesa, dove appunto con cuore di padre questa lettera apostolica di Papa Francesco che ha scritto con alcuni temi, in modo che le persone possano riflettere su questo anno e su San Giuseppe soprattutto.
Quindi la chiesa è sempre aperta, credo dal mattino presto fino al pomeriggio inoltrato, se non la sera. Ed ecco, grazie allora a padre Lorenzo che ci ha dato anche queste informazioni. Naturalmente non esistono padri se non esistono dei figli, ed ecco perché vogliamo chiamare qui con noi la nostra Eleonora, che è un'animatrice e catechista proprio di questa parrocchia. Ciao Eleonora. Buongiorno a tutti. Allora, come definiresti in una frase il rapporto con tuo papà? Il rapporto col mio papà direi che è molto complice, soprattutto quando siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Facciamo molte cose insieme e quindi direi che l'aggettivo più adatto è complice. Ma raccontami un po', ti è mai capitato di litigare con tuo papà, e se sì, per quale motivo? Insomma, di solito si sa che un po', no, dall'adolescenza e poi anche quando si diventa un pochino più grandi, ogni tanto ci sono degli scontri anche che fanno parte un po' anche della crescita. Raccontaci un po'. A dire la verità, devo dire che qualche anno fa ho litigato più con la mamma che con il papà, anzi il papà era un po' il porto sicuro da cui andavo quando litigavo tanto con la mamma. Nonostante ciò litigavo anche con lui quando un po' diciamo che si schierava dalla parte della mamma, quindi c'erano vari dibattiti. Mi hanno fatto crescere, sto capendo ora il loro punto di vista e nulla. E senti, ma che insegnamento bello credi ti abbia donato in questi anni il tuo papà? Devo dire tanti, il mio papà me ne ha lasciati veramente tanti, dall'essere educata e gentile con tutti, dall'essere sempre determinata quando mi pongo un obiettivo, e quindi tanti e tanti positivi soprattutto. Ti faccio una domanda che non era prevista, però sapendo che sei catechista dei fanciulli, credo che si stanno preparando a qualche sacramento, sappiamo che anche gli educatori in realtà sono padri dal punto di vista dell'educazione, padri e madri. Ecco, siccome te sei più grande rispetto a questi bambini, ti senti un pochino mamma, un pochino con questo aspetto appunto educativo? Un po' più sorella maggiore, devo dire, i bambini della terza elementare, quindi sono poco più piccoli di me, quindi più una sorella maggiore che una mamma, però sì, mi piace averli un po' sotto la mia ala. Benissimo, allora grazie alla cara Eleonora che ci ha donato anche questa sua semplice testimonianza. Ora entriamo invece in una casa dove troviamo un papà, abbiamo Andrea Romanelli che ci racconta dell'esperienza dell'essere padre. Il tuo bambino, Tommaso, ha meno di un anno. Che cosa hai provato al momento della sua nascita? Allora, sono sensazioni impossibili da dimenticare e anche difficili da poter descrivere e da poter raccontare. Però comunque mi ricordo benissimo e in maniera precisa tutti quei momenti. Quindi dall'impazienza dei giorni precedenti al parto, dal viaggio in ospedale, al dolore che mia moglie Valentina provava durante il travaglio e il mio poter fare nulla, l'impossibilità di poterle recare in qualche maniera un sollievo fisico, non potevo fare nulla e quindi in qualche maniera mi sentivo inutile, mi sentivo piccolo, mi sentivo fragile, no? E poi momenti di gioia incontenibile, successivamente al parto, è uno stato di euforia, di quell'euforia che è impossibile da poter replicare in qualsiasi altra maniera, no? Se non con un evento di quel genere. E infine anche un sentimento di ringraziamento a Dio per il dono della vita, per il dono di Tommaso che ci è stato affidato. Quella del papà è una vita con tante incertezze, specialmente in un 2021 di piena pandemia e crisi. Quali sono le tue paure da papà? Nella domanda tu parli di incertezze, però a me piace partire da quelle che sono le certezze, che sono la mia famiglia e Tommaso. E ne sono convinto, perché se è vero che la vita ogni giorno ti mette di fronte a quelle che sono le difficoltà, degli ostacoli, è altrettanto vero che la vita ti offre sempre il riparo, e per me il riparo è proprio la famiglia, no? È vero, l'arrivo di Tommaso, insomma l'arrivo di un figlio
fa aumentare quelle che sono le paure, le incertezze, le angosce, il non sentirsi adeguato, aumenta il carico di responsabilità. Però forse la preoccupazione maggiore è quella del futuro di mio figlio, cioè la paura che i miei errori, che gli errori comunque della mia generazione in qualche modo si ritrovino nel suo futuro, nel futuro di Tommaso, nel futuro dei nostri figli. Ecco, questa è la mia più grande paura. Ci sono queste paure, ma la paternità apre al futuro con speranza. Che sogni porti nel tuo cuore per te, tua moglie e soprattutto tuo figlio? Come per tutti i papà e le mamme, la speranza, come dicevo prima, è quella di poter lasciare nelle mani dei nostri figli un futuro che sia migliore del presente che stiamo vivendo. E sono convinto che lo potremo fare se ognuno di noi si assumerà oggi, qui, il proprio impegno nel proprio campo, nella propria vita, nel lavoro, nella vita sociale, nella vita religiosa, in tutti i settori dove ognuno di noi opera. Mi auguro in particolare per Tommaso di riuscire a trasmettergli tutti i giusti valori che io ho ricevuto e che mi sono stati insegnati, che sono l'amore, l'educazione, la coerenza e il rispetto per il prossimo. Ecco, sono convinto che se mio figlio avrà con sé questi valori, non avrà alcun tipo di problema a potersi ritagliare il suo futuro con uno sguardo di fiducia e di speranza. Ecco, questo è il mio sogno, riuscire a trasmettergli questi valori. Eccoci di nuovo in trasmissione, siamo allo sguardo dell'anima e la puntata di oggi è dedicata, in vista della festa del papà, alla figura naturalmente del padre. Abbiamo avuto diverse testimonianze di un neopapà, di una figlia, una testimonianza molto importante, e adesso cerchiamo di indagare la figura del padre dal punto di vista sociologico. Insieme a noi c'è infatti Anna Zenarolla, che è sociologa e nonché docente dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Udine. Anna, buongiorno, ben arrivata allo sguardo dell'anima. Ecco, come sono i padri italiani del 2021? Sono padri in cambiamento, un cambiamento ampio, profondo e che taluni definiscono rivoluzione, e un cambiamento in corso, per cui sono padri che presentano elementi di tradizione, elementi di innovazione. Sono padri che stanno molto vicino ai figli, sin dal momento del parto, che li vede presenti in 3/4 dei parti. Sono padri per i quali in 3/4 dei casi è normale lavare e cambiare il pannolino ai bambini, metterli a dormire e leggere loro una favola, dare loro da mangiare, ma sono dei padri che allo stesso tempo fanno molta fatica a fare i lavori domestici, che rimangono in prevalenza ancora a carico della madre, che quindi viene ad essere sobbarcata. Pertanto elementi di innovazione rispetto alla figura del padre distaccato dai figli, ma elementi ancora di tradizione rispetto a una distinzione molto rigida del ruolo extrafamiliare e intrafamiliare. E c'è da dire che in questo cambiamento però i padri sono molto soli, nel senso che questo nuovo modello di padre se lo stanno cercando da soli, distanziandosi sia dal padre della tradizione ma anche da quel surrogato che è una copia mal riuscita della madre, che era stato definito il cosiddetto mammo. Certo, anche perché insomma adesso ci sono dei ruoli, dei confini molto più sfumati rispetto a quelli che erano i ruoli tradizionali, rigidi, che ci immaginavamo un tempo. Abbiamo detto appunto anche quel ruolo di cura che di solito è ascritto alla madre. A cambiare anche però nella figura del padre c'è come un mescolamento, no? Anche quelle caratteristiche più legate alla regola, all'autorità, generalmente ascritte al padre, invece adesso sono più appannaggio della madre. Ecco, tutto questo che significato dà alla figura paterna?
Il distanziamento dalla figura del padre autoritario del passato è l'elemento che maggiormente caratterizza il padre di oggi. Tuttavia la regola e l'autorità non è stata acquisita dalla madre, che ha mantenuto la sua connotazione di figura affettiva, e la stessa famiglia non è più la famiglia normativa della tradizione, ma è la famiglia affettiva della modernità. Vuol dire una famiglia nella quale la priorità viene data alla relazione, al rapporto positivo sereno, al stare bene qui, a discapito della regola, a discapito della punizione, a discapito del no che i genitori entrambi fanno molta fatica a dire e non dicono, con non poche conseguenze difficili per la crescita dei figli. Opporsi ad una regola significa per il figlio poter affermarsi come persona con una propria identità distinta dagli altri, e questo è importante per la crescita, allo stesso modo in cui elaborare la frustrazione per il no, per il rifiuto, per la punizione subita, è un buon addestramento per elaborare le frustrazioni che inevitabilmente la vita riserva anche in abbondanza ad ognuno con il crescere. Quindi è la regola in quanto tale che è venuta meno non solo dalla figura paterna, ma dalla famiglia come nucleo educativo. Dunque tanti assestamenti che coinvolgono tutti i componenti della famiglia e che quindi chiedono tempo e chiedono anche percorsi per comprendersi e capirsi. Ecco, parlavamo del cambiamento, molti bambini oggi bambini e ragazzi si trovano a vivere oggi alcune giornate con la mamma, alcune giornate con il papà, perché appunto ci sono molte famiglie che sono separate. Ecco, questo come incide nella crescita e anche in questo caso nella figura paterna. La separazione e il divorzio sono eventi traumatici per tutti, genitori e figli compresi, figli che sono sempre più numerosi negli eventi separativi. Su quasi 1900 separazioni che nel 2018 abbiamo avuto in Friuli Venezia Giulia, i bambini e ragazzi coinvolti sono stati quasi 1500. Il trauma psicologico che accompagna l'evento separativo è un trauma che riguarda sì l'evento, ma questo gli studi ci dicono che riesce ad essere superato nel medio-lungo periodo. Ciò che influisce maggiormente sui bambini e i ragazzi coinvolti è il trauma che accusano a causa della conflittualità che coinvolge i genitori in maniera molto rilevante, a causa dell'interruzione che spesso la separazione comporta, soprattutto rispetto alla figura del padre che si vede privato del rapporto con i figli. Quindi queste sono le conseguenze maggiormente rilevanti per la crescita dei figli, quando la conflittualità porta i genitori a svalutarsi, a denigrarsi tra di loro, quando un genitore strumentalmente utilizza il figlio per aizzarlo contro l'altro, quando interrompe il rapporto. E in tutto questo l'evento separativo vede il genitore, il padre, fortemente svantaggiato. La legge 54 del 2006 sull'affido condiviso voleva porre rimedio a questo, ma ci sono ancora qualche luce, molte ombre, per cui sembra che abbiano cambiato solo il nome, ma nella sostanza l'evento abbia mantenuto sia la conflittualità sia l'interruzione o comunque una non adeguata mantenimento del rapporto con il padre. Come dicevamo c'è sempre questa lentezza anche del legislatore ad adeguarsi a quelle che sono e a dare risposte a quelle che sono le problematiche della società. Grazie davvero di cuore per questo spaccato così importante, così dettagliato ad Anna Zenarola, grazie per essere stata con noi. E dunque adesso non possiamo che fare alcune domande a Don Daniele Antonello nella sua figura paterna. Don Daniele, dunque eccoci dentro questa chiesa molto bella e abbiamo avuto oggi tante suggestioni, tante sollecitazioni, però tornando alle radici, la preghiera cristiana per eccellenza inizia proprio con un'invocazione al Padre, il Padre nostro appunto. Ecco, un'invocazione che ha ancora senso oggi in un tempo in cui si parla di evaporazione del Padre.
Direi assolutamente di sì, anche perché dire la parola padre non significa renderla univoca, ma appartiene un pochino a tutta l'esperienza che ciascuno ha del proprio padre, che può essere buona, un po' meno buona, sappiamo anche, no, di tutte le fatiche che ci sono dal punto di vista sociale. Eppure Gesù in realtà ci indica la parola padre perché prima di tutto Dio Padre è il padre appunto del figlio di Dio, di Gesù Cristo, ed è in forza di questo che noi possiamo chiamare padre, in quanto c'è un figlio che è Gesù e che ci ha insegnato proprio a utilizzare questa parola. Tra l'altro dice anche nostro, per cui non è soltanto suo di Gesù, non è soltanto mio, non è soltanto tuo, ma è nostro, e questo vuol dire che è un Dio di tutti. Un Dio che ci parla di tenerezza, un Dio che ci parla di amore, che ci parla di perdono, e credo che nel tempo di Quaresima che stiamo vivendo, ecco, ci faccia bene poterlo ricordare. Quel nostro anche rende noi, no? Comunità, fratelli, e dunque ci lega in maniera veramente molto forte. Tu facevi riferimento, no, alla figura del padre, alle tante declinazioni. Ecco, una di queste, una buona prassi suggerita dalla Chiesa, è la scelta di un padre spirituale. Di che figura si tratta? Torniamo un po' qua all'inizio della trasmissione. Sì, esatto, quando dicevo guarda che anch'io sono padre, ed effettivamente lo è per tutti i sacerdoti, ma penso anche alle tante suore consacrate che magari vivono invece dall'altra parte la maternità spirituale. Ecco, devo dirti che è una delle esperienze più belle che io vivo da sacerdote e anche da parroco, perché ci sono tanti giovani, tanti adulti che chiedono una parola, un consiglio, un suggerimento, dove la guida spirituale, il padre spirituale in realtà semplicemente si affianca, non prende le decisioni rispetto alla persona che invece magari ha anche dei nodi spirituali da sciogliere. Ed ecco così che in qualche modo, proprio come ha fatto Gesù con i 2 discepoli di Emmaus, un padre spirituale si affianca alla persona e gli fa intravedere la vita, la sua vita, secondo un'ottica speciale che è proprio quella di Dio Padre. Gli occhi della fede ti aiutano un pochino ad intravedere delle strade nuove che magari potresti intraprendere nella tua vita per vivere ancora meglio la tua libertà di figlio. Quella parola bellissima, accompagnare, che è la cosa più difficile da fare anche per un padre, insomma, anche non intervenire. C'è un riferimento importante anche di Papa Francesco, no? Nella Patris Corde, la recente lettera che ha scritto, in cui in un anno che è dedicato a San Giuseppe. Essere padre significa far fare esperienza della vita ai propri figli, un passaggio molto importante. Passaggio molto importante. Ricordo una volta una signora, quando ero ancora seminarista a Marano Lagunare, eravamo io insieme ai miei genitori a passeggio e questa signora ferma i miei genitori e dice: ricordatevi che da quando l'avete messo al mondo non è più vostro. Come a dire che l'esperienza anche genitoriale diventa importantissima per la vita dei figli, soprattutto nell'aiutarli a germogliare, a sbocciare, ed è questo credo il grande compito educativo che dovrebbe contraddistingerci tutti proprio nella nostra società. Ecco, germogliare davvero è un aspetto importante nella crescita dei figli, che ci richiama anche a questo tempo che sta arrivando di primavera. Speriamo una primavera che davvero ci porti un tempo migliore. Dunque anche oggi la puntata si ferma qui. Tante le sollecitazioni, quindi noi non possiamo che salutare il nostro pubblico dando appuntamento alla prossima settimana. Certamente, facendo anche gli auguri a tutti i papà che ci stanno seguendo. Buona domenica! Buona domenica!